Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dal Palacus di Cagliari grazie alle immagini di Alessandro Farris e alla regia di Andrea Farris per raccontarvi la gara 2 dei playout di A2 femminile Cus Cagliari Basket Girls Ancona in campo dopo i supplementari vinti da Ancona 78-77 nella gara 1, nella prima gara di post season per queste due squadre. Ancona per chiudere oggi la stagione, il Cus Cagliari per arrivare a gara 3 per tornare a giocare ad Ancona. Già in campo il Cus Cagliari che conferma il quintetto già visto nella prima gara, ovvero Puggioni, Caldaro, Giangrasso, Stavinska e Striulli. Pronto anche Ancona che conferma Bona, Mattaloni, Liliciova, Yusuf e Maroglio. Palla 2 alzata da Andrea Bernazzola. Matteo Lilli è il secondo arbitro, il primo possesso è per il Cus che è stato avanti per lunghi tratti della gara 1. Qui rimontata da Ancona alla fine a supplementare appena di un punto. Ha vinto la formazione allenata da Piccione. Qui invece arriva subito la tripla per sbloccare il punteggio. Parziale di 9-0 per iniziare gara 1 per il Cus Cagliari. Ancora adesso si ritrova sotto di 3 dopo il primo possesso. Palla affidata alle mani di Mattaloni, poi dentro per il taglio di Rimi. Va Striulli sfidare all'1 contro 1 Maroglio, ancora Striulli, lo scarico per Puggioni, taglio dentro di Caldaro, ancora Puggioni a palleggiare, solo 8 secondi per andare al tiro. Si va allora da Striulli che riesce a pescare un fallo, cronometro riciclato ai 14. Cagliari che può restare proiezione offensiva dopo la tripla di Puggioni. Ancora Stavinska costretta ad arrestare il palleggio. Si va da Giangrasso, nuovamente Puggioni che pensa al tiro da 3-5 secondi per prendersi una conclusione. Se la prende Giangrasso con coraggio, solo rete, 6-0. Inizia alla grande dal punto di vista offensivo il Cus Cagliari con due triple in due azioni offensive. Rimi, il pallone per Maroglio. Fa girare ancora palla Ancona che prova a prendersi il tiro sbagliato però da Liliciova. Ultimo tocco della difesa. Ancona può restare in avanti rispetto a gara 1. Non c'è Yusuf ma Rimi nel quintetto di Luca Piccione. Ancora che cerca il primo canestro di questa gara 2. C'è l'errore di Maroglio, il rimbalzo controllato dal Cus Cagliari che affida il pallone nelle mani di Erika Striulli. Oltre 40 minuti giocati in gara 1 per il capitano del Cus che riceve ancora palleggio, arresto e tiro lungo sul secondo ferro. Rimbalzo facile per ancora con Striulli che prova subito a mettere pressione sulla palla. Finisce a terra, commette il primo fallo della partita, il primo fischio contro il Cus Cagliari. Andati via i primi 2 minuti del primo quarto. Palla per Mattaloni, ancora la numero 9 a palleggiare, prova a servire Rimi, lo scarico per un tiro da 3 preso e segnato da Ricilova, importante per mettere in ritmo in partita Ancona dopo le due bombe di Puggioni e di Giangrasso. 3 canestri tutti da 3 punti finora per le due squadre. Qui riceve Stavinska, la sporcata dalla difesa con 8 secondi per andare al tiro. Striulli ad effettuare la rimessa in zona offensiva, prova a pescare il taglio di una compagna. Attenzione a Giangrasso, riceve alla fine Caldaro.
6 secondi per prendersi un tiro. Vorrebbe un consegnato per Giangrasso, negato dalla difesa. Forza la conclusione, Caldaro la deve forzare perché stavano scadendo i 24. Può proporsi Mataloni dall'altra parte per Ancona. Attenzione all'attacco dal palleggio di Mataloni, che poi lascia andare sul pallone, trova la giusta parabola. Parziale di 5-0 per Ancona, che accorcia sul -1 dopo il 6-0 iniziale del CUS. Attenzione a Striulli, che interrompe il palleggio, vorrebbe servire Stavisca, spalla canestro, raddoppiata, si gira dall'altra parte, tiro cortissimo, controllato facilmente, poi al rimbalzo d'Ancona, che affida sempre la palla nelle mani di Mataloni. Porta il blocco Bona, quello scarico ancora per un tiro da 3 preso dalla ceca Riličová. Stavolta sbaglia la conclusione la numero 15, che non aveva giocato nelle 2 gare di campionato, in particolare nel match di ritorno di febbraio qui al Palacus, arrivata proprio a fine febbraio ad Ancona da Battipaglia. Ha giocato e come invece gara 1 con 15 punti, 4 rimbalzi. Riceve proprio Riličová, che stavolta attacca il ferro. Arriva un fischio. Problema in tribuna a interrompere il gioco. Si può tornare finalmente a giocare. Pausa forzata a causa infortunio sugli spalti. Una tifosa è scivolata da un gradino, nulla di grave comunque. Stanno pensando gli operatori dell'ambulanza. Si riparte con il possesso per il CUS, che ha incassato il 7° punto da parte di Ancona. La partita per il CUS con i 2 canestri da 3 punti di Pugioni e Giangrasso. Qui Pugioni evidentemente sente un po' la pausa, ma no, non calda come sulla prima tripla del match. Non trova neanche il ferro. Poi arriva un fischio per un fallo commesso proprio da Arianna Pugioni, che non ha finito la partita ad Ancona. Fuori per 5 falli, appena 18 minuti giocati in gara 1. Mentre qui prosegue Anna Riličová a maccinare i punti, 2 su 2 dalla lunetta. 6-9 il punteggio. Prova a rimettere sulla strada giusta il CUS Striulli. Ancora serie di palleggi, lo scarico per Caldaro in angolo, il tiro da 2 sul secondo ferro, rimbalzo ancora di Ancona, che affida la palla alla solita Mataloni. Rimi, ancora Riličová a ricevere e a cercare Rimi, ribalta al lato, il tiro da 2 di Stefania Maroglio. Prosegue il parziale di Ancona, 11 punti adesso segnati dalla formazione di Luca Piccione. Palla per Pugioni, la vuole Caldaro, che si gira e con un gran movimento segna 2 punti, porta a casa il fallo. Ci sarà anche il libero supplementare per Eugenia Caldaro. Segnato un canestro con fallo di assoluta importanza. Fuori Pugioni, dentro Saias. Vaglia il libero Caldaro. Ha avuto proprio dalla lunetta la possibilità di portare gara 1 al secondo supplementare. 1 su 2 però in quel caso, punteggio di 78-77 che ha premiato Ancona. Attenzione a Mataloni, la palla è buona per questo attacco al ferro di Bona. Arriva però un altro fischio che manda in lunetta Serena Bona. Segna il primo libero dentro anche il secondo per la lunga siciliana
le Basket Girls Ancona, pronta ad entrare Gagliano nel frattempo per il Cus, ancora nessun cambio per Ancona. Blocco di Stavinska, Giangrasso va da Saias, passaggio schiacciato per terra, intercettato, ben letto dalla difesa. Porta il pallone ancora Mataloni, prova ad attaccare Caldaro, palla fuori per Maroglio, lato ribaltato per un tiro da 3 di Ricilova, lunghissimo, non trova neanche il ferro, può ripartire in transizione, superiorità numerica il Cus, palleggia il resto del tiro di Erika Strulli che porta a casa il fallo, porta a casa 2 tiri liberi. Fuori Giangrasso, dentro Poletti. Cambio anche per Ancona, Yusuf, posto di Rimi. Altro errore liberi. Zero su 2 di Striulli, ma Gagliano conquista il rimbalzo offensivo e segna 2 punti di fondamentale importanza per il Cus. Meno 3 adesso, 10-13 il punteggio. 3 minuti abbondanti ancora da giocare nel primo quarto. Dopo lo 0 su 3 liberi con l'errore di Caldaro, lo 0 su 2 di Striulli. Ha ritrovato energia il Cus con il rimbalzo di Gagliano. Arriva però un altro fallo che regala altri liberi ad Ancona. Stavinska fuori per Caldaro, non saranno liberi, ma rimessa, quarto fallo però per il Cus del primo quarto. Riceve Yusuf, palla in punta per Mataloni che esagera con la forza di questo passaggio. Non riesce il controllo sotto canestro, sarà rimessa per il Cus. Fa pronto un altro cambio, dentro nuovamente Pugioni al posto di Striulli. Dall'altra parte entra Ludovica Albanelli, esce Stefania Maroglio. Pugioni, Saias, buona uscita dalla pressione del Cus con Saias, continua a palleggiare, poi passaggio intercettato da Yusuf con Gagliano che non riesce a disturbare la corsa verso il canestro della numero 23 di Ancona. Ritrova il più 5 la squadra ospite con Gagliano, Pugioni, Saias, adesso il Cus. Bel taglio di Caldaro dopo il blocco, poi si lotta a terra. Alla contesa fischiano gli arbitri, possesso alternato che va ad Ancona, visto che la palla 2 l'aveva vinta il Cus. Spazzolone prima di poter continuare, 2 minuti e mezzo ancora alla fine del quarto. Protagonista fin qui la ceca Anna Rilicova con 7 punti segnati, un 2 su 5 dal campo e 2 su 2 dalla lunetta. Va proprio a ricevere adesso Rilicova, raddoppiata fuori per un tiro da 3 di Mataloni sul ferro. Yusuf, rimbalzo offensivo importante, poi fermata dal ferro, ci riprova con la palla che è tornata in mano alla numero 23 di origini nigeriane, sesto anno ad Ancona per lei, guadagna un altro viaggio in lunetta. Qui perfette e liberi Ancona, 4 su 4, 0 su 3 invece per il Cus. Segna anche Yusuf, il primo dei 2 tiri liberi.
Sbaglia invece il secondo, poi Caldaro riesce a controllare il rimbalzo, raddoppiata, deve mettere palla per terra. Arriva il fallo fischiato contro Ancona, quarto fallo. Comunque anche il Cus adesso in bonus, la prossima potrà andare in lunetta. Bel blocco di Gagliano per favorire questa avanzata di Paoletti, poi consegnata nuovamente per la numero 6 del Cus. Si propone Caldaro, Paoletti inciampa, palla che arriva in qualche modo da Puggioni, dentro per il taglio di Caldaro che tiene bene il piede perno. Grande extra pass di Gagliano per un tiro da 3 di Saias con molta parabola, ma che trova il secondo ferro. Rimbalzo offensivo per Paoletti che alza con il floater, non trova la via del canestro, poi si lotta al rimbalzo ad avere la meglio stavolta e ancora dall'altra parte con la solita Mataloni. Step back per un tiro da 3 punti sul secondo ferro. Ancora Yusuf a controllare l'ennesimo rimbalzo offensivo da quando entrate in campo. Controlla anche questa palla per un altro tiro da 3 punti, sbagliato però da Albanelli, ma resta lì con l'ennesimo rimbalzo offensivo ancora. Mataloni non forza l'ennesima tripla, prova a portarsi a casa il fallo che viene effettivamente fischiato tra le proteste di coach Sciascia. Forse si lamenta più per la posizione al rimbalzo delle sue giocatrici che per il fischio. Viaggio in lunetta per Mataloni, segna il primo, porta sul +7 Ancona. Dentro anche il secondo, +8 allora sul tabellone per la squadra ospite. Saias, Caldaro, ancora Caldaro consegnato per Puggioni, palla per terra, Puggioni scarica nuovamente per Caldaro, arresta il pareggio, Paoletti deve tirare e trova la tripla fondamentale del -5 per tenere in gara il Cus, per evitare la prima fuga di Ancona. Mataloni, canestro senza ritmo in cui si era comportata bene la difesa di Ancona. Paoletti ha pagato l'occasione per tutti. Yusuf, altro rimbalzo offensivo, stoppata stavolta da Gagliano, ma sta davvero mettendo in difficoltà la giocatrice in maglia numero 23. Poi qui la deviazione sembrava netta della difesa di Ancona, infatti arriva la missione di Rilichova a dire l'ho toccata io. Gli arbitri avevano assegnato la rimessa ad Ancona. Fuori Puggioni, dentro nuovamente Giangrasso. Fuori anche Mataloni. Mentre riceve Gagliano. Saias mette palla per terra, la numero 11 con spazio, sfidata al tiro da 3 punti, se lo prende Saias. Solo rete, altre 2 triple. Sta tirando a percentuali altissime il Cus. Adesso sul -2. Quella che dovrebbe essere la quarta tripla della partita. Con 4 giocatrici diverse ad andare a segno da 3 punti. Non c'è più tempo nel primo quarto. Intervallo breve di 2 minuti con il Cus Cagliari che è rientrata dal -8 al -2 con le 2 triple segnate da Paoletti e Saias. 16-18 il punteggio per Ancona. Ci fermiamo e poi torniamo in diretta per il secondo quarto.
torniamo in diretta al Palacus, secondo quarto di Cus Cagliari Basket Girls Ancona, 16-18 il punteggio per la formazione ospite. Cambiato un po' le sorti del quarto, anche se Ancona era già avanti. L'ingresso di Yusuf con 4 rimbalzi offensivi, 5 totali per la numero 23 in poco più di 3 minuti e mezzo in campo. I rimbalzi stanno facendo la differenza, anche se le percentuali da 3 tengono in partita il Cus Cagliari. 4 su 6 per le universitarie, che adesso prova ad attaccare con Gagliano in linea di fondo, scarico fuori per Caldaro, un tiro libero sbagliato però in movimento dalla numero 8, palla tra le mani della solita Rilicova, lo scarico per Yusuf con Gagliano che va a vuoto, ma c'è l'infrazione di passi rischiata contro Yusuf. Sayas porta il pallone ancora a riposo per Striulli, arresta il palleggio, trova la linea di passaggio per Paoletti, in punta, vorrebbe un consegnato per Giangrasso, negato alla difesa di Ancona. 8 secondi per prendersi un tiro con Sayas che deve provare ad attaccare, si inventa un passaggio per Gagliano, l'aspetta però lì la difesa di Ancona con Bona che riesce a mettere le mani sul pallone, portare a casa un'altra palla contesa. Rischia tantissimo e finisce col perdere il pallone Albanelli. La regala al Cus. Sayas, Giangrasso dentro per Caldaro, fermata in modo falloso da Yusuf. Altro viaggio in lunetta per Eugenia Caldaro. Dentro il primo libero di Caldaro, è uscita Maroglio, 2 falli per lei, 2 falli anche per Stavisca che resta in panchina, sbaglia secondo libero Caldaro. Poi l'ultimo tocco al rimbalzo è di una giocatrice del Cus, dicono gli arbitri. Deve essere il terzo, non il secondo per Maroglio. Palla dentro per Rilicova che alza la parabola, trova solo il tabellone. Poi qui un controllo con il piede da parte di Albanelli. Arriva il fischio, concedere il possesso al Cus. Sayas, chiamare lo schema offensivo, riceve Paoletti sulla destra. Gagliano nuovamente per Paoletti, blocco di Caldaro. Giangrasso, Sayas prova ad attaccare il centro dell'area, scarico fuori per Paoletti che ha spazio per la tripla, solo il secondo ferro. Arriva l'errore stavolta per Paoletti che aveva messo un tiro da 3 senza ritmo, complicatissimo nel corso del primo quarto. Qui prova ad attaccare la linea di fondo Bona, duello con Caldaro, non calpesta la linea di fondo Bona che poi trova l'assist per Anna Rilicova. Trova il primo canestro del secondo quarto Ancona, quello che riporta sul +3 la squadra di Piccionne. Blocco di Caldaro, Sayas, scarico fuori per Giangrasso, altro tiro da 3, stavolta percentuali che non premiano il Cus. Altro fallo di Yusuf. Dovrebbe essere il secondo. Arriva anche la conferma al tavolo. Dentro Agnese Gianangeli per la prima volta nella partita. Poco meno di 19 minuti in campo per lei in gara 1.
Palla che arriva tra le mani di Striulli, palla per Paoletti che non riesce a controllare, stava tagliando dentro, complicatissimo agganciare quel pallone. Mataloni, blocco di Bona, riceve poi la numero 8 che vorrebbe un consegnato. Buona difesa di Giangrasso, allora si deve mettere in proprio Bona che trova solo il tabellone. Controlla un ottimo rimbalzo Gianangeli. Si resta lì con il cronometro riciclato in 14, anche se gli arbitri si avvicinano al tavolo. Si può ripartire, 14 secondi per Ancona per provare a prendersi un tiro. Se lo prende ma lo sbaglia Albanelli. Un balzo facile per la difesa con Striulli. Tornata in campo, torna ad amministrare i possessi. Caldaro, taglio di Striulli ma si va da Paoletti. Movimento di Giangrasso, servita, prova ad andare sulla destra, scarico fuori per Gagliano, 7 secondi per prendersi un tiro. Gagliano, un assist meraviglioso per Eugenia Caldaro, -1 Cus. Di spalle, non Luca, schiacciato per terra, se l'è inventato questo assist. Gagliano qui nel frattempo attacca Ancona con Mataloni che prova a pescare dentro Albanelli. Arriva un'infrazione di passi dalla seconda, fischiata contro Ancona. Paoletti riceve, scambia con Striulli che aveva effettuato la rimessa. Adesso può impostare senza pressione. Aspetta a metà campo Ancona, prova a forzare Striulli, poi torna dietro. Attenzione al taglio di Gagliano, si va da Giangrasso, nuovamente Striulli, 6 secondi, si prende quasi tutti i secondi a disposizione il Cus prima di trovare la conclusione. Prova a gestire così il ritmo la squadra di coach Sciascia. Cronometro riciclato in 14 con il terzo fallo fischiato contro la difesa di Ancona. Qui lo scarico per Gagliano che lavora, spalle a canestro, poi tiene bene il piede perno, alza la parabola ma complicato trovare il fondo della retina. Riceve Bona, lo scarico per Albanelli, palla per Mataloni. Ancora Bona che prova ad attaccare, scarico all'ultimo per Gianangeli, poi Albanelli, Gianangeli, mano sinistra, trova un gran canestro, li porta sul +3 del Basket Girls Ancona. Caldaro, Giangrasso, riceve Striulli, 10 secondi per prendersi un tiro, palleggia, arresta il tiro di Striulli sul secondo ferro, altro errore della numero 24. 0 su 2 con questa dal campo per Striulli, già 1-0 su 2 anche dalla lunetta, non sbaglia invece Rilichova, vale 2 questo canestro, vale +5 per Ancona, pronte a rientrare Stavinska e Puggioni. Striulli, blocco di Caldaro, crea un po' di spazio, forza soprattutto il cambio qui. Striulli si inventa un gran canestro, il primo della sua partita, -3 Cus Cagliari. Rilichova vorrebbe ricevere Bona, qui Gagliano però sporca la linea di passaggio. Arrivano i doppi cambi, fuori Gagliano, dentro Stavinska, fuori Poletti, dentro Puggioni, fuori Rilichova, dentro Pellicetti, che era rimasta a guardare finora. 7 minuti e 55 secondi giocati in gara 1.
dentro anche Giulia Perdica, il capitano di Ancona. 5 minuti per lei in gara 1. Riceve proprio Perdica, spazio per il tiro da 3 punti, primo ferro, poi palla che resta lì e al rimbalzo punisce Gianangeli, ridare il più 5 ad Ancona. Prova ad attaccare Striulli, porta a casa un altro fischio. Un minuti e mezzo da giocare, quarto fallo speso da Ancona nel quarto. Palla fuori per Giangrasso, si prende il tiro da 3 punti. Seconda tripla della partita per Giangrasso, meno 2 Cus Cagliari, che resta incollata al tabellone. Consegnato per Mataloni. Sfruttare il blocco di Gianangeli, poi Mataloni alza la parabola per il tiro, rimbalzo lungo e un 3 contro 1 con Striulli che va da Giangrasso da 2 per pareggiare la partita. A quota 26, la ripresa il Cus. Ha dimostrato anche gara 1, lo sta confermando questo inizio di gara 2. Non c'è la differenza di 10 punti vista in classifica durante la regular season tra le due squadre. Qui arriva il fischio a concedere la rimessa in favore del Cus tra le proteste di Luca Piccionne. Striulli, Caldaro consegnato nuovamente per Striulli, infrazione di passi di Striulli. Sul consegnato capire se di Caldaro o di Striulli. Passi o dalla numero 8 che ha fatto il consegnato per Striulli, che effettivamente è avanzata senza mettere subito palla per terra. Esserci stata un'infrazione di passi in partenza, punisce, brucia tutta la difesa. Con questo scatto Ludovica Albanelli trova la via del canestro, ritrova il più 2 per Ancona. Striulli adesso palleggia, consegnato di Caldaro, solito passo di Striulli, stavolta tutto buono. Caldaro litiga un po' col pallone, raddoppiata sotto canestro, scarico per Stavinska da 3 punti con coraggio, secondo ferro colpito dalla giocatrice polacca. Un paio di triple le aveva messe in gara 1, 2 su 4 per lei, con un 11 punti e 3 rimbalzi lasciati sul tabellino. Qui Caldaro con una grande azione, Stavinska poi non prende il tempo giusto per il tap-in, ancora un minuto e mezzo, attacca Ancona che affida il pallone nelle mani di Gianangeli. Fa davvero un gran lavoro in terzo tempo per far arrivare Ancona a quota 30, ridare 2 possessi di vantaggio alle sue compagne. Striulli prova ad attaccare Mataloni, prova a portare a casa anche il fischio, gli arbitri lasciano giocare. Gara inevitabilmente molto fisica e pur sempre un play out, e Puggioni brucia la retina ancora da 3 punti. Conferma le alte percentuali il Cus nella lunga distanza. Poi Puggioni qui sporca il pallone, non riesce nel recupero. Ultimo minuto del primo tempo, ultimo minuto del secondo quarto. Mataloni, la palla per Perdica che poi scarica in angolo per Albanelli, alza la parabola, secondo ferro, Giangrasso controlla il rimbalzo. Striulli a rallentare i ritmi. Poi palla per Giangrasso, quasi tentata dalla tripla. Stavinska da 2, un po' disturbata da Albanelli, sbaglia la giocatrice polacca. Dall'altra parte invece non sbaglia in contropiede Albanelli. Arriva il time out con appena 25 secondi rimasti, chiamato da coach Sciascia. 25 secondi da giocare in questo secondo quarto, ma la panchina del Cus non vuole lasciare nulla al caso.
Ancora in corso il time out, ultimi 25 secondi sul cronometro del secondo quarto. Per il momento le ottime percentuali da 3 punti per il CUS stanno facendo la differenza, 6 su 11 dalla lunga distanza, 54%. Dall'altra parte solo 1 su 8, ma 23 rimbalzi a 15 dicono lunga. Con Ancona che avanti di 3, e vediamo se coach Sciascia ha disegnato qualcosa per provare a pareggiare la partita prima dell'intervallo. Tocca sicuramente col cronometro, c'è discrepanza di 1 secondo, quindi può prendere anche un tiro allo scadere Striuli, che palleggia tanto, prova ora ad attaccare Stavisca, mette palla per terra, palleggia, arresto e tiro, errore, deve andare alla conclusione da metà campo Mataloni, ci prova forse in ritardo, in ogni caso palla che non arriva neanche al ferro. CUS Cagliari 29, Basket Girls Ancona 32. Andiamo all'intervallo lungo e poi torniamo in diretta per il secondo tempo di questo play out. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato.
Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sedete il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa l'ho già fatta. Il 2, sì. Walter, ricordo che la corsa è la zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della corsa. Eli! Buoni piedi, Cristian! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Amici di Directa Sport, siamo tornati in diretta dal Palacus e gara 2 sono i play-out, il primo turno dei play-out del girone sud di Serie A2 femminile. Ancora ha vinto gara 1 78-77 e avanti 32-29 dopo i primi 20 minuti. Bisogno di una vittoria oggi per chiudere in anticipo la stagione, per festeggiare la salvezza. Cagliari invece vuole allungare la Serie A gara 3. Ricordiamo poi per la perdente non ci sarà la retrocessione ma l'accesso al secondo turno di play-out, quella sì che decreterà la retrocessione nei campionati regionali. Prova ad attaccare Puggioni, mancano 5 secondi, trova in qualche modo Striulli che al centro dell'area trova il primo canestro del secondo tempo, trova il -1. Dicevamo secondo turno di play-out contro la perdente di Stella Azzurra Roma Vigarano. Serie che già a gara 3, qui buona, completamente dimenticata grazie alla difesa del CUS 2 volte anche dopo il rimbalzo offensivo. L'altro play-out già a gara 3 dopo la vittoria per 72-68 della Stella Azzurra ieri al Pala Vigarano, dopo che la pallacanestro Vigarano aveva vinto a Roma gara 1. Invertito completamente a quel fattore campo, decisiva la gara 3 di sabato alle 18:30, si giocherà sabato alle 20 l'eventuale gara 3 di questo primo turno di play-out tra CUS Cagliari e Ancona. Poi ci sarà il 7, l'11 e il 14 maggio le 3 gare eventuali del secondo turno di play-out.
decretare chi resterà in A2 e chi invece andrà alla retrocessione. Qui dall'angolo punisce Mataloni con la tripla importante per Ancona, che non ha tirato bene nel corso del primo tempo dalla lunga distanza. Questa è solo la seconda tripla, l'altra l'aveva messa Rilichova. Ci prova Giangrasso, che invece di canestri da 3 punti ne ha segnati 2 nel corso del primo tempo. Mataloni alza per Bona, che continua ad avere tante difficoltà a trovare il fondo della retina. Altro errore, canestro che per lei dovrebbe essere facile, qui invece va a bloccare Stavinska. Può avanzare allora il contropiede di Ancona in superiorità numerica, perché Stavinska ci mette un po' a tornare in difesa. Altro tiro preso da Bona, altro errore della numero 8, cercata tanto in attacco dalle sue compagne, ma fin qui errori da parte della numero 8, che ha segnato solo 2 punti, entrambi arrivati dalla lunetta con 2 liberi, 2 su 2 liberi, mentre dal campo è uno 0 su 4. Mataloni, serie di palleggi con il blocco di Bona. Si va nuovamente dalla numero 8, che stavolta sceglie la via dell'assist e fa bene, perché trova Rimi sotto canestro. Non ci sta coach Sciascia per un inizio non positivo di terzo quarto. 31-37 il punteggio per Ancona, pausa anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Torna a giocare 7 minuti e 10 secondi avanti di 6 con il 5-2 di parziale nel corso del terzo quarto per Ancona. Strulli per Stavinska, prova ad attaccare, non c'è fallo, poi arriva effettivamente un fischio dopo a rimbalzo, fallo su Gagliano commesso, a giudicare anche dall'espressione di coach Piccione, da Maroglio, il terzo fallo della sua partita. Strulli per Giangrasso, prova ad attaccare, palleggia, arresto e tiro da 2 punti, poi palla che arriva tra le mani di Stavinska, che sbraccia per il possesso alternato, si resta lì. Strulli schiacciato per terra per Giangrasso, in reverse per il canestro del meno 4. Tra le mani di Mataloni, 7 punti con 6 rimbalzi per lei in partita, conditi da 3 assist. Bel ribaltamento alla ricerca di Maroglio da 3 punti di tabella. Brava e fortunata Maroglio trovare un altro canestro da 3 punti per Ancona, il terzo su 10 tentativi. Si alzano le percentuali dall'arco per la formazione di Piccione. Puggioni costretta a prendersi un tiro, cadendo all'indietro, complicato e sbagliato da Arianna Puggioni. Inizio con percentuali non altissime per il CUS, qui prova a prendere lo sfondamento Strulli, lasciano giocare gli arbitri, tiro sbagliato, ma palla che arriva tra le mani di Maroglio, che prova ad attaccare ancora la linea di fondo, palla fuori, deviata
la controlla comunque Rilichova, 11 punti per lei, qui però perde il primo pallone della sua partita. E Strulli come sempre a dettare i ritmi. Gagliano, Giangrasso, Puggioni, l'uscita dai blocchi, arriva il fallo commesso da Mataloni. Dentro Poletti al posto di Giangrasso, il primo fallo commesso da Mataloni. Pronto a entrare anche Saias al posto di Strulli con 5 minuti e mezzo ancora sul cronometro del terzo quarto. Cerca la fuga Ancona, sopra di 7 con l'8-4 di parziale del terzo quarto. Puggioni, blocco di Stavinska, Puggioni prova ad attaccare, usa la mano destra per finire al ferro, non riesce però a trovare i 2 punti, nonostante fosse scappata a sinistra. Puggioni ha usato la destra, più attenzione a Mataloni che prova a diventarsi un assist, Bona non controlla. Puggioni, Paoletti, pressione forte di Rilichova. Stavinska consegnato per Saias, a destra, poi a sinistra sul blocco di Gagliano, schiacciato per terra nuovamente Gagliano, in angolo per Puggioni, prova ad attaccare, si becca però la stoppata allo scadere dei 24. Allora possesso che va ad Ancona. Quattro minuti e 41 ancora da giocare nel terzo quarto. Sono gli spogliatoi, meglio Ancona del Cus. Qui però arriva un fischio a palla lontana, fallo che va contro la difesa, si dovrebbe restare lì. Fallo contro Stavinska ed è il terzo fallo della polacca. Rilichova per Bona, Rimi, Mataloni per Rilichova da 3 punti, solo il primo ferro, poi palla che danza ma non trova il fondo della retina. Pronto a entrare Caldaro, verosimilmente per Stavinska che ha problemi di falli. Puggioni da 3 punti sul secondo ferro, questo era un buon tiro preso dalla giocatrice nata a Roma ma di chiare origini sarde, il padre di Sassari, tiratrice specialista a 3 punti del CUS. Provato 2 triple nel corso della partita, ha sbagliato stavolta. Marcus che resta in attacco. Puggioni, serie di palleggi, movimento di Gagliano che riceve, quasi imitata al tiro da 3 punti, la chiama Poletti in angolo, il tiro allo scadere dei 24, solo ferro, continua il problema adesso dall'arco per il CUS dopo le percentuali alte. Palla dentro per Yusuf che non controlla, possesso CUS. Giangrasso prende il posto di Puggioni. Puggioni che ha giocato praticamente gli stessi minuti di gara 1, ma in gara 1 ha avuto problemi di falli, è uscita per il quinto fallo. A volte invece si sta gestendo bene, può essere un'arma da fuoco importante per coach Sciascia. Qui Giangrasso perde il pallone. Ancona che si affida alla solita Rilichova. Arriva il fallo, la giocatrice secca, rimessa per Ancona, eseguita per Maroglio, consegnato per Rilichova che torna dalla numero 24, spazio per il tiro da 3, in ritardo Saias, rimbalzo lungo, Ancona resta in attacco, prova a farsi sentire il pubblico del Palacus, gara infrasettimanale ma palazzetto caldo per supportare la squadra di coach Sciascia. Rilichova prova ad inventarsi un canestro favoloso, poi sul rimbalzo offensivo è ancora da avere la meglio, i rimbalzi stanno facendo la differenza
in questa gara 2. Rilicova dal palleggio, prova ad attaccare, poi si arresta, palla per Yusuf che prova a finire al ferro, stoppata, si torna a prendere tra le mani, Mataloni allo scadere dei 24, tiro che però è arrivato dopo il canestro, arriva allora la rimessa, posizione laterale per il Kuss che riparte. Ultimi 2 minuti e mezzo di terzo quarto, sempre 33-40 il punteggio, sempre 7 punti da recuperare per la squadra di coach Sciascia. Giangrasso da 3 punti, corto sul primo ferro, rimbalzo lungo, Giangrasso prova a controllarlo, poi Pauletti la tocca, prova a farla rimbalzare addosso a Rilicova, che evidentemente riesce a scansarsi ed evitare di perdere quel pallone, di restare in possesso. Fermato dagli arbitri Andrea Bernassola e Matteo Lilli. Prova ad attaccare Maroglio, palla in angolo per la solita Mataloni. L'ex Selagius e Dinamo per Yusuf che ribalta il lato, attacca Maroglio, linea di fondo, Giangrasso intercetta il pallone, poi Maroglio qui va a commettere nettamente fallo ed è il quarto della sua partita. Ferma anche il tavolo, quarto fallo della partita di Maroglio, abbastanza ingenuo, costretta al cambio, allora la panchina di ancora Yusuf, prova a mettere un po' di pressione su Caldaro, servita Giangrasso sulla sinistra, aspetta il momento di Pauletti che si prende subito il tiro da 3 punti, Anna Pauletti per il -4. Punteggio basso nel corso di questo terzo quarto. 8 punti segnati da Ancona, 7 con questa tripla dal Kuss. Stoppata fallosa di Gagliano, che tanti cenni di non essere d'accordo con gli arbitri. Tiri liberi per Bona, continua a protestare Sciascia. Tante proteste anche per Piccione, finora gli arbitri non hanno dato tecnico né a uno né all'altro. Forse sembra essere proprio questa la protesta di coach Sciascia, che si becca il tecnico. Ma allora Mataloni a battere libero del tecnico. Segnato, adesso saranno i 2 liberi per Bona. 0 su 5 dal campo per lei, ma 2 su 2 dalla lunetta. 7 rimbalzi e 3 assist. Sbaglia il terzo libero della sua partita. Sbaglia anche il secondo, controlla Gagliano che ha commesso il terzo fallo proprio su Bona. Si resta allora sul 36-41, più 5 ancora, palla tra le mani del Kuss. Gagliano per Giangrasso, il passaggio consegnato, ancora Giangrasso a crearselo dal palleggio. Saias deve tirare, la vuole Pauletti allo scadere dei 24, corto sul ferro, poi Saias va a lottare al rimbalzo, va a commettere fallo, il quarto del terzo quarto per quanto riguarda il Kuss, il primo della partita di Sara Saias. Palla per Albanelli, riceve Gianangeli, lo scarico per la solita Rilicova che aspetta il movimento di Albanelli, finta di venire incontro, poi va in angolo, trova a malapena il ferro, poi Giangrasso riesce a servire Gagliano quasi da play, adesso la lascia alla fine a Saias, caricata di amministrare i possessi quando non c'è Striulli che continua il riposo in panchina. Saias fa dentro
segna e subisce il fallo. 2 punti con il terzo possibile in arrivo, con il tiro libero supplementare. Grande azione personale di Sara Zayas. Pronta a rientrare Maroglio, nonostante il quarto fallo commesso. Fuori Mataloni. Segna Zayas, meno 2 Kus. È proprio Maroglio ad amministrare adesso il possesso. Si va dal Banelli, palla dentro per Rilacciova. Pauletti che riesce a rubare il pallone a Rilacciova. Grande giocata difensiva di Pauletti, poi Caldaro dall'altra parte, arriva un fischio. E saranno liberi per Pauletti. A 3 secondi dalla fine del terzo quarto, era in bonus il Kus. Dentro il primo di Pauletti. Sta giocando una partita clamorosa, ma la giocata con la rubata vale tutto. Poi attenzione al tiro da metà campo, colpisce il tabellone del cronometro di tiro Maroglio. Si resta sul 40-41, partita apertissima, un solo punto di distanza tra le due squadre. Altra pausa per noi, poi torniamo in diretta per il quarto quarto. Ancora una cinquantina di secondi prima di tornare in campo per il quarto quarto, con il parziale di 11-9 in favore del Cus Cagliari. Per quanto riguarda il terzo quarto, che ha permesso alla squadra di coach Sciascia di accorciare sul -1, ma in generale sono stati tutti parziali di partita equilibrati. Confermare il grande equilibrio che c'è tra queste due squadre, oltre al 78-77 ai supplementari di gara 1. Campionato Ancona aveva vinto 64-60 in casa contro un Cus Cagliari che allora non aveva Striulli, mentre c'è evidentemente un problema con la sirena. Tra l'altro cronometro che è andato avanti. Ok, sirena sistemata, da rimettere a 10 il cronometro, si può ripartire con il possesso per Ancona, con Alice Pellicetti che è tornata in campo dopo che si era vista per 4 minuti nel corso del secondo quarto. Riceve proprio la numero 22 che va a pescare il taglio di Albanelli dentro da Yusuf. Albanelli, Gianangeli, Yusuf con Rilacciova che riposa. Maroglio, Albanelli, Gianangeli, Pellicetti e Yusuf. Le 5 per Ancona. In campo per il Cus ci sono Caldaro, Gagliano, Pauletti, Zayas e Giangrasso. Riposa ancora Stulli, palla fuori per Yusuf, dentro per Maroglio. Si lotta al centro dell'area, allora si prende un tiro da 3, dicono gli arbitri, importante. Albanelli che ridà il +4 ad Ancona. Pauletti, Zayas,
Giangrasso in angolo, prova ad attaccare la linea di fondo, si arresta, pesca il taglio di Pauletti che alza la parabola, è corta però sul primo ferro, poi Pauletti con un'altra rubata. Canestro favoloso di Pauletti per come si è ripresa quel pallone. Albanelli, Yusuf fino a far girare il pallone Ancona con Albanelli, palla che danza sul ferro ma non va giù. Rimbalzo per il Cus. Saias a chiamare lo schema offensivo. Pauletti, direttrice sicuramente ne ha di più adesso dal punto di vista offensivo per la squadra di coach Sciascia. Si va però da Saias che prova ad attaccare, poi Gagliano, non si capiscono le due. Palla che scivola via tra le mani della numero 15 e rimessa per Ancona. 8 minuti e mezzo, una vita da giocare. Ancona avanti di 2 con Maroglio che ha sopra la testa i 4 falli commessi, ma resta in campo perché c'è bisogno di lei. Attenzione al movimento di Pellicetti, vista e servita, si va in post da Giannangeli che tiene benissimo il piede pernico, però non trova un tiro pulito, tiro corto. Rimessa Cus. Saias pronta a rientrare Striulli. Pauletti vorrebbe palla Gagliano in punta, servita, movimento di Giangrasso, si torna nuovamente da Gagliano, tentata di mettere palla per terra, poi porta un bel blocco per Pauletti che si inventa un altro tiro complicato, errore stavolta per Pauletti, può partire in transizione ancora. Ribaltamento per il tiro da 3 in angolo sbagliato da Pellicetti, rimbalzo controllato dal Cus. Giangrasso. Saias prova ad attaccare Saias, sfortunata qui con il ferro che ha sputato letteralmente fuori il pallone della parità quota 44. Si resta invece sul 42-44 per Ancona con questa palla di Maroglio per Giannangeli che commette infrazione di passi. Canestro non valido. Fuori Giangrasso, dentro Striulli, e allora Striulli e Saias insieme in campo. Continua però a lasciare la palla nelle mani di Saias. Caldaro. Pauletti. Palla dentro per Striulli che riceve, poi va da Gagliano da 3! No, da 2! Ma comunque il canestro della parità aveva evidentemente un piede sulla linea. Delia Gagliano pareggia la partita quota 44. Yusuf, pallone che scivola tra le mani della numero 23. I fischi del Palacus per questo tiro pesantissimo segnato da Albanelli che riporta avanti Ancona sul 46-44. Saias, Gagliano, palla per Striulli che prova ad attaccare in linea di fondo, fermata in modo falloso. Primo fallo fischiato nel quarto. Rimessa per Saias, vorrebbe il pallone Pauletti, palla fuori per Gagliano, consegnato per Saias, blocco di Gagliano, ancora Saias che prova a tornare da Gagliano, calcisce tutto Albanelli che recupera il pallone. Poi prova lei a forzare la transizione, 1 contro 1 con Saias che finisce col commettere fallo. Il secondo della partita per Saias. Maroglio. Albanelli. Palla per Pellicetti che torna dalla solita Maroglio. Crea il tiro dal palleggio ma lo sbaglia. Saias, Pauletti, palla nelle mani del Cus per un altro possibile pareggio o eventuale sorpasso in caso di giocata da 3 punti.
con il ferro che sputa la tripla di Paoletti. Già il secondo tiro, prima quello da 2 di Saïas, adesso la tripla di Paoletti che il ferro non accoglie dentro. Il Paoletti però recupera l'ennesimo pallone della sua gara e poi avvia il contropiede con Saïas che fallisce il canestro della parità. Terzo recupero della gara per Paoletti, palla per Pellicetti, per Ancona, Yusuf dentro, perde un altro pallone invece Yusuf, dall'altra parte Striulli, scarico per Paoletti, dentro per Caldaro con Yusuf che fa commettere il quarto fallo della sua partita. Pronta a rientrare Giangrasso, vuole il time out Luca Piccione, ci fermiamo anche noi. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Si torna a giocare al Palacus, si riprenderà con i liberi per Eugenia Caldaro. 4 minuti e 53 secondi per finire i regolamentari. Dentro il primo libero di Caldaro. Dentro anche il secondo. 2 tiri liberi fondamentali questi segnati da Caldaro per rimettere in parità la partita. 1 su 3 del primo tempo dalla lunetta. La quota 7 punti segnati Caldaro. In quella cifra c'è Giangrasso, Paoletti a quota 9. Adesso Paoletti in difesa su Albanelli che si crea lo spazio per il tiro a rimbalzo, si lotta, deviazione che favorisce Ancona, il tiro da 3 dall'angolo ancora di Albanelli, seconda tripla sempre da quell'angolo nel corso di questo quarto, riporta sul +3 Ancona. Striulli, blocco di Gagliano, palleggia resta il tiro di Striulli, solo ferro, ultimi 4 minuti, palla affidata a Mataloni, si va da Yusuf e poi da Maroglio, mette palla per terra la numero 24, va dentro da Bona, palla fuori complicata ma Albanelli controlla, mette palla per terra Mataloni che finisce col perdere il pallone, altra palla persa da Ancona. Transizione Cus con Striulli che non forza, poi palleggia il resto e tiro, fallo subito, tiri liberi in arrivo per Erika Striulli. Fallisce il primo libero Striulli. Segna invece il secondo. 0 su 2 per lei dalla lunetta nel corso del primo tempo. Poi la difesa del Corso qui lascia completamente sola Bona. Qui evidentemente un problema di comunicazione difensiva e Bona ringrazia per il primo canestro della sua partita. Dopo lo 0 su 5 dal campo ha trovato 2 punti solamente ai liberi. Striulli prova a mettere palla per terra e attaccare.
Sono 4 i punti da recuperare per il Cus. Prova a riportare sul meno 1 Giangrasso, sbaglia la tripla, poi ottimo rimbalzo, la vuole dentro Gagliano che manda a vuoto la sua avversaria. 2 punti importanti di Delia Gagliano, ancora sul meno 2 il Cus con 2:48 da giocare. Maroglio riceve da Mataloni, va dentro, poi palla in angolo, tiro da 3 punti sbagliata da Maroglio. Striulli prova ad attaccare, palla per Caldaro, fuori per Paoletti da 3, scheggia solo il ferro, deve portare il Cus sul +1. Per dovuto inseguire praticamente per tutta questa gara 2, è stata parte inversa praticamente gara 1. Ancora che poi alla fine è riuscita anche a portarsi avanti prima della fine dei regolamentari. Arriva il fischio, arriva il fallo fischiato contro la difesa del Cus. Può ripartire con la rimessa per la solita Mataloni. Albanelli, ma ancora dalla numero 10, è calda da 3 punti, lo dimostra con questa terza tripla su altrettanti tentativi del terzo quarto. Tripla del +5 a meno di 2 minuti dalla fine, che può segnare gara 2. Giangrasso prova ad attaccare, palla persa. Forse il timeout alla prossima, coach Sciascia. Bona, palla per Albanelli, 15 punti per la numero 10. Ne ha segnati solo 7 nel corso di gara 1. Altro fallo di Yusuf ed è il quinto per la numero 23 che deve lasciare il campo. Finisce la partita con 3 punti, 9 rimbalzi. Striulli, una settantina di secondi ancora da giocare. Giangrasso, palla per Striulli, deve prendersi un tiro il Cus. Si va da Paoletti, solo tabellone, rimbalzo della difesa che può essere quello che chiude gara 2. Mataloni, carico per Bona, poi attacca la linea di fondo e segna altri 2 punti Ludovica Albanelli. Probabilmente il canestro che mette la parola fine alla stagione di Ancona e manda al secondo turno di playout il Cus Cagliari contro la perdente di gara 3 di Stella Azzurra Vigarano. Qui prova Gagliano a inventarsi il canestro, ultimi 30 secondi, 7 punti a separare le due squadre. Inizia già a far festa la panchina di Ancona, va a spendere il fallo Striulli. Arriva il time out per coach Sciascia, 25 secondi ancora da giocare, 7 punti però a separare le due squadre. Ci fermiamo anche noi, poi torniamo in diretta per il finale di partita. Si torna a giocare lo Cagliari con Saias, Puggioni, Caldaro, Paoletti e Gagliano. Entrano adesso le 5 di Ancona che devono congelare il possesso.
Non si andrà a spendere fallo il Cus, che ha 7 punti da recuperare. Mataloni gestire il possesso, alla fine è Saias che va a spendere il fallo, saranno liberi per Margherita Mataloni. - 18 secondi ancora sul cronometro, non ha più falli da spendere il Cus, che può adesso provare a mandare in lunetta. Non lo fanno però con Albanelli, che continua a gestire il pallone. Ancora Mataloni, cerca la rubata Saias, ma scorrono gli ultimi secondi. Mataloni forza il tiro da 3 punti e saranno allora 3 tiri liberi per Margherita Mataloni per mettere la ciliegina sulla torta alla sua gara. Un positivissima dal campo, 2 su 7. Ma con questi saranno 6 liberi. Segnato i primi 4. Sbaglia il quinto. Secondo di questo viaggio da 3 tiri liberi in lunetta. Adesso l'ultimo. Sbaglia anche questo, controlla il rimbalzo Gagliano, ma non c'è più tempo. Ancona e salva! Vinto gara 1 supplementari, vince gara 2, 49-57. Il Cus Cagliari dovrà giocarsi la salvezza al secondo turno di playout, così come era stato anche 2 anni fa. Aspetta la vincente di Stella Azzurra Vigarano. Scorrono invece i titoli di coda sulla stagione di Ancona, che va chiuso al 10° posto in classifica con 20 punti, 10 vittorie e 16 sconfitte. Può iniziare a festeggiare la salvezza qui al Palacus di Cagliari. Io invece restituisco la linea alla regia.